Le locali dell'AEP Olivieri Verona, in maglia bianca, sono in campo con Simona Ghisellini alzatrice, il capitano Lisa Ambrosini opposto, Stefania Positello e Cristina Ballardin schiacciatrici, Fabiana Brutti e Silvia Fondriest centrali, Francesca Lo Sapio libero. A capo dello staff tecnico sono l'allenatrice Greca Pillitu e il secondo Emanuele Tranghese. Le ospiti bolognesi del Campagnola Idea Volley in divisa azzurra, guidate da Alessio Simone e Francesco Trimarchi, schierano l'alzatrice Francesca Lavorenti, Micaela Egidi opposto, il capitano Chiara Dall'Olio e Serena Vece schiacciatrici, Simona Lolli e Costanza Costanzini centrali, Francesca Severi libero. L'Antares parte subito forte grazie al servizio ficcante della Fondriest, ai contrattacchi micidiali di Lisa Ambrosini e alla fast vincente della Brutti. Le veronesi fanno il break andando al primo timeout tecnico avanti di 4 punti. Le ospiti rispondono con la banda Dall'Olio, ma Positello e Ballardin attaccano efficacemente da posto 4 e il gap si mantiene invariato fino al punto del 14-10 che arriva col fantastico primo tempo della Brutti, servita da una magistrale alzata della Ghisellini. Le bolognesi si dimostrano squadra compatta e tenace, imponendosi a muro con la Costanzini e con le arrembanti conclusioni dell'ottima Chiara Dall'Olio. Per contro l'Antares cala in ricezione subendo la rimonta delle emiliane, che ritornano in partita sul 16 pari, grazie al manifuori della strepitosa Dall'Olio. Il ritmo cresce, la gara si accende, deliziando il pubblico della palazzina con azioni di alta qualità tecnica e grande intensità agonistica. I due sestetti si equivalgono, inseguendosi punto a punto fino al 23 pari, quando Cristina Ballardin mette giù un pallone difficile da seconda linea. L'Antares alza la freccia e sorpassa le azzurre sul 24-23, conquistando la prima frazione col contrattacco intelligente e vincente di Stefania Positello. Il match riprende a ritmo serrato. Le azzurre del Campagnola sfruttano il buon momento delle bande Dall'Olio e Vece, mentre in posto 2 pesa l'assenza della forte Alvarez, da 9 mesi lontana dai campi per un grave infortunio. Micaela Egidi, centrale di grande esperienza, si sacrifica in un ruolo non suo disputando una gara più che discreta. L'Antares concede poco o nulla alle emiliane, colpendo con capitano Ambrosini e coi letali primi tempi della Brutti, innescata perfettamente da Simona Ghisellini, alzatrice di gran classe, reduce da 2 anni in A1 con la zoppa Sconegliano. Molto bene anche Silvia Fondriest, tanti centimetri, buona tecnica e grande grinta per questa giovane centrale classe 88. La stessa Fondriest firma il punto dell'11-9 per l'Antares, prima di lasciare il posto a Gloria Levorin. Il secondo set scorre via in un crescendo di emozioni. Le locali cambiano marcia allungando sul 14-10, col muro vincente della Ballardin, seguito dal primo tempo spizzato della Brutti che accarezza la linea laterale. Il Campagnola torna sotto sul 15-14, ma le fasti irresistibili di Brutti e Levorin riportano a +4 le veronesi sul 19-15. Le ospiti però non mollano, murano Positello e Ambrosini, infilando un contro-break di 4 punti che riapre il set sul 19 pari. La generosa Ambrosini e il primo tempo della Levorin, dopo un lungo scambio con difese spettacolari, proiettano l'Antares sul 21-19, ma la bravissima Dall'Olio e la Vece risollevano le ospiti che raggiungono e superano le scaligere sul 22-21. Finale vietato ai deboli di cuore. Lisa Ambrosini ripristina la parità, ma la Egidi si esalta con una fasta e un muro vincente sulla Brutti, 24-22 per il Campagnola. Grande cuore Antares, l'ennesima fast della strepitosa Fabiana Brutti e il contrattacco vincente da seconda linea dell'Ambrosini cancellano le 2 palle set del Campagnola. Le veronesi ci credono, mentre le ospiti pasticciano in difesa regalando il punto del 25-24. La Lavorenti serve la Egidi, ma il muro di Giorgia De Stefani chiude la via, firmando il set point per l'Antares. La giovane De Stefani, protagonista del finale del secondo set, è confermata in banda al posto della Ballardin. Il Campagnola non vuole uscire a mani vuote dalla palazzina e sfrutta il braccio della Vece, ben supportata dalla valida alzatrice Lavorenti, ma l'Antares si conferma superiore nel gioco veloce, grazie alla super regia della Ghisellini e alle devastanti Brutti e Fondriest. Le locali fanno il break portandosi sul 6-3, ma una serie di attacchi errati ribalta la situazione sul 9-7 per le bolognesi. Greca Pillitu richiama in panca la Positello e dà fiducia a un'altra giovane, Martina Povolo, talento cresciuto nel vivaio del Vicenza Volley.
Spinte dalla coppia Vece Dall'Olio, le ospiti allungano sul 14-10, ma le ottime Fondriest e Ambrosini avviano la rimonta scaligera che conduce al 14 pari. Breve fase col punto a punto fino al 16 pari, poi il muro vincente della Povolo e le micidiali battute della De Stefani vincono le resistenze emiliane, producendo un letale break di 7 punti che lancia l'Antares sul 23-16. Coach Simone opera il doppio cambio, entra anche la cubana Alvarez, ma l'esito del match è segnato e l'attacco fuori di Chiara Dall'Olio consegna il terzo set e la vittoria all'AEP Olivieri Verona. È stato un bel match, è stato un match tirato e avere una qualche risorsa in più dal punto di vista caratteriale e anche tecnico, perché comunque l'assenza di Azzurima si sente, visto che comunque è una giocatrice importante, è una giocatrice di un livello superiore, sicuramente ci avrebbe aiutato, però giorno dopo giorno, partita dopo partita stiamo crescendo, quindi sono molto fiduciosa. Noi abbiamo una squadra molto giovane, però è una squadra abbastanza completa, perché comunque le giovani hanno tutte avuto esperienze in B2 e comunque sono delle ragazze molto serie che si allenano e vogliono crescere, vogliono giocare, quindi come nella partita di oggi ci hanno dato veramente una grande mano per risolvere una situazione, perché avevamo una difficoltà nell'attacco di palla alta e tutte e due le giovani che ho messo dentro sono riuscite a fare molto bene, e così questo si è visto anche nelle partite precedenti, in altre situazioni dove le giovani sono entrate e ci hanno risolto veramente tanti problemi. Stiamo portando buoni risultati, fino ad oggi diciamo che le partite che c'erano da vincere le abbiamo vinte e speriamo di continuare così, anche perché ci aspettano sicuramente partite molto più difficili, però diciamo che i mezzi ce li abbiamo, sono giovani, io mi metto un po' da parte perché ho una certa età, però quello che posso dare a questa squadra lo sto dando al massimo, loro altrettanto, quindi non ci resta altro che lavorare, imboccarci le maniche e poi i risultati sicuramente verranno. Io credo che questa squadra abbia ampi margini di miglioramento, perché quando si cambiano otto atlete, come posso dire, i risultati arrivano solo con il tempo. Io non so dire se in questo momento siamo da quarto, da terzo, da secondo posto, non lo so dire. Siamo una buona squadra che all'inizio della stagione ha lasciato in qualche commentatore qualche perplessità, perché abbiamo fatto qualche cambio e qualche inserimento che non era in linea con le direttive generali del volley, però io credo che questa squadra può far bene.